Ma non è per te, virgola, non è una cuccia. No, credimi, non ci vorresti andare tu. Il rumore della motosega, a parte che mio papà che taglia legna, questa è la nuova composizione che ha fatto mia mamma sul tavolo. Questi fiori li ha presi dai cinesi. Io pensavo fossero veri, perché non ero stata tanto a guardare i dettagli, c'è ancora colla calda, ma io non l'avevo vista. E sembrano veri. Oh, ciao. Ciao, Buzzetta, ciao. Sì. Cosa vuoi? Virgola, mamma mia come sei bella. Che cicetta. Sì, 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 mordi, mordi. Aia, 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 virgola. Calma, calma, virgola. Calmati. È un po' agitata, eh? Lascia stare la candela, eh. Virgola. No, comoda, sai? No, ma fai pure, eh? Sì, sì, fai pure. Non sei normale. Hai l'orecchio sporco, amore? Che ti grattugi un po'? Non mi pare tanto. Posso vedere? No, ce l'hai pulito. Eh? Ma non chiamare brutto tempo, però. Virgola. Oh, mamma mia. No, virgola. Non chiamare brutto. C'hai uno sporco sulla bocca. Un pezzo di croccantino sarà. Comoda comunque. Ciao, Lilli. Ciao, Lilli. Oddio, una vecchietta. Oddio, una vecchietta. Ehi, Lilli. Ehi, Lilli. Ma ci siamo già fatte le coccole prima, vero? Sì. Sì, sì qua, amore, sì qua. La vecchia bacuchetta. Ancora due? Ah, sì, ti grattugio io. Oggi è il nasino sporco, Lilli. Mamma mia. Non sei videogenica così, però, eh. Con il nasino sporco, amore. Povera luccichetta. Comunque si vede che è malata, guardate il pelo. Come il pelo di Panna. La Panna ce l'aveva anche peggio. Lili! Ciao Lila! Ciao Lili! Bella Lili. Da qua è gelosa. Virgola? Virgola? Cosa stai facendo? Eh. Ti pare normale? Eh? Prr. Ah. No, no, non ti tocco perché sennò mi mordi o mi graffi. Sei specializzata tu. Sei un po' violenta. Sì. Allora, mi metto qua, sempre stesso giorno, e dopo cena, in realtà adesso volevo provare ad allenarmi un pochino, anche se ho un po' di doloretti, quindi quello che riesco a fare, senza sforzare troppo. La Stella è dal veterinario, è rimasta lì perché mia mamma vuole farle fare le analisi e capire un attimo com'è messa. Però per la sua età, a 19 anni, secondo me non ha senso fare niente. Domani si deciderà da farsi. Quindi niente. Adesso provo ad allenarmi a vedere se riesco a cambiare un attimo l'umore. Pepe. Pepe? Cosa fai lì? Ho sistemato le mie carte. Ce l'ho fatta. Ci sono stata delle ore. Non ho ancora finito perché ne ho ancora qui. Ma ci sono riuscita. Oh dai, mi metto all'opera. Mi alleno un po'. E poi arrivano persone che ti offrono il cornetto, il croissant. Cioè, mica balle. Ah, adesso la mia merenda al lavoro è a posto. Alfa. Che pulizie, Alfa. Vedi? È bello. Alfa. Sta codina sporca.
Grazie. Stella non c'è più. Qua di lato vi metto l'ultimo video che ha registrato mia mamma per mandarlo a me. E si vede che è bella la vispa, però alla fine è stato, secondo me è stato meglio prendere questa decisione. Forse sarebbe anche riuscita a sopravvivere all'intervento, però... E poi il post-operatorio, cioè, aveva solo un tumore, non aveva metastasi, le analisi erano tranquille, erano a posto, non aveva problemi di nessun tipo, solo questo tumore, che è abbastanza importante. Niente, secondo me fosse stata un po' più in forma, più grossa, più sarebbe stato da tentare, però per com'era no, secondo me no. E quindi Stella non c'è più. Come è successo con Panda, anche questo sarà un video ricordo di lei alla fine. Purtroppo sono cose che succedono. Quando torno a casa, guardate il bue grasso, non riesco a metterlo a fuoco. Perché non mette a fuoco nello specchio? Dai, metti a fuoco bue grasso. Vabbè, insomma, lui mi aspetta. Ogni volta che sente la macchina compare sulla strada e mi aspetta. Starà dicendo, ti dai una mossa a scendere dalla macchina che io voglio mangiare? E qui c'è Stella. Dietro la griglia. Così sente il profumo del cibo. Si fa per scherzare. Ciao Celestino, io vado. No, no, stai là. Oh, mamma mia, Celestino. Potevi stare lì a far nanna. Sei tutto da pettinare. Guarda che pelacchio brutto che hai. Sei tutto da pettinare. Ancora tutto il pelo invernale. Bravo. Bravo. No, io vado, Celestino. Aspetta che faccio il giro per dietro, perché sennò gli altri mi vedono e non sono libera di andarmene. Eccolo là, mia vista. No, 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 non venire qua. No, 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 no. Lo sapevo. Io ho fatto il giro per dietro apposta. Mi ha fregata. Lui è la che mi fissa. Mi sta fissando. Allora torna indietro. Poveretto. No, adesso va in strada. Forse no. No. Per quello cerco di evitare di fare il giro davanti alla casa, perché sennò loro mi vedono, mi seguono. E allora faccio il giro dietro, solo che anche da dietro avete visto. Lui era qua che mi aspettava. È il giorno dopo. Ieri non sono neanche riuscita ad allenarmi. Ieri proprio ero di umore... Un brufolo qua. Sono piena di brufoli di nuovo. Ero proprio di umore pessimo e oggi invece ho detto no, ma ti fermi un giorno, ma devi riprendere, non puoi stare senza, perché sennò è molto facile poi non allenarsi più. E quindi oggi ho fatto una mezz'ora di camminata e corsa. Camminata veloce e corsa. E basta, adesso vado a fare benzina subito. Comunque, la mancanza di Stella in casa si sente tanto. E si vede che manca, si vede. Come sentivo la mancanza di Panna a casa, si sente molto la mancanza anche di Stella. Era molto presente lei, quindi sì, vabbè, basta dai, si va avanti e si va a far benzina, che è ora. E adesso mi ascolto anche un audio WhatsApp che mi è appena arrivato. Pippo è stanco, ha giocato fino adesso, cioè li ho fatti giocare tutti e due fino adesso, ma lui è sfinito, essendo grasso, è sfinito. Secondo me stanotte dormiranno. Vero Pepe? Una nanna gigante farete. Ah, ecco, tu sei già a posto, pollaiato. Pippo, la stanchezza.